Il lavoro è calato soprattutto da ieri pomeriggio, è andato quasi a zero, c'è poca gente in giro, quei pochi che ci sono un po' preoccupati. Buongiorno 20. Yes. E poi? L'altra ho visto che eri un po' titubante. La situazione è critica, non c'è lavoro, siamo qua perché comunque abbiamo degli impegni e dobbiamo dare un servizio. Due gestori diversi per altrettanti e differenti distributori di carburante, Marghera, via Fratelli Bandiera. Per i due benzinai che continuano a tenere aperto, altrettanti hanno invece già chiuso, anche se temporaneamente, uniti dalla stessa storia. La gente non può muoversi se non per comprovate necessità. Ecco che se l'uno resiste perché fornito di GPL, Qualcosa c'è, qualcuno che magari va al lavoro, si ferma, non è zero, però siamo proprio ai minimi storici. l'altro sa già che sarà costretto a chiudere se le vicine aziende lo anticiperanno, vista soprattutto la stretta dei voli del traffico aereo. Con la speranza che lunedì ci sia un po' di movimento perché non arrivano e non partono nessun tipo di aeroplano, perciò è inutile. Lei tiene aperto qui, però diceva la gente viene per 5, 10, 20 euro di benzina. Fanno il minimo indispensabile, comunque hanno già fatto ieri e l'altro ieri il pieno e oggi ci sono quelli che vengono a fare gli arrotondamenti, 10 euro e i 5 euro, tanto i motorini, ecco queste cose qua, niente di più.